Unione Europea o Europa delle Nazioni? È questo il titolo del convegno organizzato a Mestre dall'ANPI e dal Circolo Libertà e Giustizia per discutere dello stato di salute del progetto europeo, anche alla luce del nuovo scenario politico in Italia. Andrea Rossini. Il sogno di un'Europa unita è finito? Il convegno dell'ANPI riunisce filosofi, giuristi, economisti per cercare di rispondere a una domanda resa urgente dall'ascesa di forze politiche nazionalistiche e xenofobe nell'Unione. Il dibattito pubblico resta confinato negli spazi nazionali, l'austerity e le attuali politiche economiche stanno approfondendo le divergenze tra paesi creditori e debitori. Servirebbe più Europa, ma se non si riesce a rafforzare il processo di integrazione, ragionare di uscita dall'euro non deve essere un tabù. Se non si riesce a convincere i cugini tedeschi che bisogna impostare l'Europa in termini più ambiziosi sul piano politico, dell'integrazione, del supporto reciproco tra gli Stati, ebbene allora bisognerà cominciare a pensare ad un'opzione alternativa. Bisogna pensarci perché poi i modi di gestire una eventuale rottura dell'Eurozona sono molto diversi tra loro. Un tema legato alla complicata crisi italiana, dalla quale, secondo il costituzionalista Gaetano Zariti, emerge il dato di una privatizzazione delle procedure politiche. Un programma di governo per Zariti non è un contratto che possa essere discusso da un comitato di conciliazione. Le crisi vanno affrontate nelle apposite sedi. Sino adesso il Parlamento è stato silente e c'è stata una forte privatizzazione della crisi politica. Io credo che se si parlamentarizzasse di più la crisi di governo, si discutesse di più all'interno del Quirinale anziché attraverso i Twitter, ecco, avremmo avuto una crisi di governo certamente complessa, ma così, come dire, più controllata.